Ho dovuto scappare dopo l'elezione del 28 luglio 2024. Un amico poliziotto mi ha chiamato venerdì 2 d'agosto e mi ha detto «Ehi, ho l'ufficio per andarti a prendere, per prendere in carcere». Era quasi mezzogiorno e ho detto a mia moglie «Dobbiamo andare via», perché l'aeroporto internazionale più vicino è a 4 ore della mia casa. Sì. È un politico di opposizione, tra l'altro sosteneva Sì. la Machado, no? Sì. Ecco. È fuggito in tutta fretta Luis Leopoldo González dal Venezuela, non appena un amico lo ha avvertito che da oppositore politico di Maduro avrebbe rischiato di essere arrestato. Ha preso moglie e figli ed è arrivato in Friuli. I suoceri vivono a Pordenone, fratello e sorella della moglie a Udine. Da qui ha assistito alle immagini televisive lo scorso 3 gennaio che hanno raccontato la cattura del presidente dittatore. Che cosa avete pensato? Che si aveva fatto giustizia, che questo era l'inizio del capitolo finale di tutta questa storia orribile che abbiamo vissuto da 27 anni fa, e questo era l'inizio con l'arresto del capo di un'organizzazione criminale che aveva sequestrato Venezuela. Fa il medico Luis, non sa ancora se tornerà in patria, dove vive la sua famiglia in una condizione di rischio. Lei si sente, no, di mettere a rischio i suoi amici o parenti per quello che può dire qui? Mio fratello ha l'applicazione questa WhatsApp, io sono nascosto. Ho capito. Un'altra volta, e quando lo scrivo mi dice mi scusi per la tardanza, ma non vedo il tuo messaggio quando arriva prima, perché tu sei nascosto e io ho paura. Ho mio fratello, 2 sorelle, mia mamma, tutto quello là. Abbiamo Sua paura. mamma è in Venezuela? Sì, mia mamma è in Caracas, sì.